Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook e anche questa sera parleremo purtroppo di questo virus che sta cambiando la vita a tutto il mondo, non solo a noi italiani ma davvero a tutto il mondo. Cercheremo di darvi le informazioni le più fresche possibile, parleremo di economia, parleremo perché e soprattutto parleremo di sport, perché non si fanno le Olimpiadi quest'anno e tante altre attività sportive, parleremo ovviamente anche sotto sportivo, sotto il lato, scusatemi, sanitario, quindi voi da casa potete interagire con noi, avremo molti collegamenti, avremo i collegamenti con Abu Dhabi, avremo i collegamenti con Los Angeles, avremo il collegamento con il prefetto di Padova in diretta, quindi rimanete perché vi daremo tutte le notizie più fresche possibili. Tutto questo con gli ospiti che saluto, li ringrazio di averli qui, con Francesco Pontelli, economista, buonasera, grazie. Buonasera. Francesco Pontelli, poi abbiamo, ed è un piacere, il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, buonasera, e il dottor Giampiero Avruscio, presidente AMPO dell'azienda ospedaliera di Padova. Buonasera. Buonasera, buonasera. E poi saluto come di consueto Elisabetta Corazza che è in redazione, adesso la vedremo anche lei. Io saluto te, Giorgio, gli ospiti in studio e chi ci segue da casa, a cui ricordo i numeri per partecipare attivamente alla trasmissione. Possono telefonarci allo 049 80 777 53 oppure possono scriverci sms al numero 345 3341 171. Allora Elisabetta, ti interrompo, scusa, perché prima di dare la linea a Denis che ci darà i dati della giornata nell'altra redazione, ovviamente oggi sono uscite le notizie davvero incredibili sul web che i cinesi avevano creato i laboratori, appunto questo virus, dunque ne sono uscite davvero tantissime. Adesso Elisabetta vi racconterà il tutto con una scrupolosità davvero molto interessante. Ascoltiamola, Elisabetta. Sì, praticamente quello che è girato in giornata, nella giornata di oggi, e che moltissimi di noi hanno ricevuto, è stato nelle varie chat WhatsApp, insomma, è stato un filmato di una trasmissione Leonardo di Rai 3, quindi trasmissione insomma affidabile, scientifica e tutto, che dimostrava, preludeva a esperimenti in corso all'epoca, che era il 2015, esperimenti di laboratorio per causare che avrebbero causato appunto l'origine di un virus che una volta attaccato l'uomo aveva delle ripercussioni a livello polmonare. Ebbene, quindi ovviamente tutti si sono spaventati insomma per questo filmato, però poi sono arrivate altrettanto celermente le varie smentite che appunto sottolineano che il virus Covid-19, quello che si sta diffondendo insomma e che crea tanta preoccupazione, è un virus assolutamente naturale di origine. Ti posso leggere per esempio Roberto Burioni, il virologo, che sul suo profilo Facebook ha definito come l'ultima scemenza, parole testuali, la derivazione del coronavirus da un esperimento in laboratorio. Tranquilli, è naturale al 100%, e aggiunge purtroppo. Dello stesso avviso anche Ilaria Capua, quindi insomma è una fake news, cioè non ha nessuna attinenza quel virus con il virus attuale. Ecco, poi quel filmato lì che tra l'altro Elisabetta oggi nei vari social circolava davvero a iosa, uso questo termine, tant'è che i rappresentanti della Lega hanno voluto fare un'interrogazione parlamentare. Molta apprensione, tant'è vero che appunto diversi parlamentari hanno riportato il filmato sempre nel loro profilo Facebook, nelle loro pagine, e dicendo che avrebbero interrogato anche Conte appunto sulla questione. Esatto, dunque era davvero
davvero, dunque, è la dimostrazione di quello che gira nei vari social, è una dimostrazione ancora di più che prima di parlarne, di comunicare, in un periodo così difficile è meglio esserne certi. Noi ci siamo ovviamente informati, abbiamo chiamato i virologi, tutti ci hanno detto che questa è davvero una notizia che non riguarda questo tipo di virus, è un altro tipo di virus, quello che parlava quel filmato, e dunque davvero per nostra fortuna non è stato creato dall'uomo questo mostro di virus, almeno da tutte le informazioni che abbiamo cercato di capire nella giornata odierna, dopo che è uscito quel filmato e che ha fatto il giro del mondo in un attimo, davvero, visto la possibilità che c'è oggi con i vari social. Detto questo, Elisabetta Getto, i numeri dove potete mandare i messaggi oppure telefonare. Dennis, andiamo con i numeri della giornata, purtroppo numeri sempre molto pesanti. Buonasera anche da parte mia. Sì, numeri molto pesanti, però bisogna dire che perlomeno insomma, negli ultimi giorni ci sembra di vedere un leggero rallentamento. Ovviamente va usato il condizionale perché qui la situazione evolve di giorno in giorno, però perlomeno i numeri di giornata suggeriscono un rallentamento anche se leggero. Andiamo a vederli, cominciamo con i dati nazionali. I casi totali sono 74.386, i malati attualmente quindi sono 57.521, 3.491 in più rispetto alla serata di ieri, però nella serata di ieri quella cifra lì era superiore, quindi c'era stato un incremento maggiore. I guariti ad oggi 9.362 più 1.036 nelle ultime 24 ore, purtroppo si aggrava anche il dato però dei deceduti, 7.503 con un aumento di 683 rispetto alla giornata di ieri. Andiamo anche a vedere i dati relativi alla nostra regione, i dati del Veneto, dove attualmente i positivi sono 6.582, quindi 140 in più rispetto a questa mattina, i ricoverati in area non critica 1.436, 29 in più rispetto a questa mattina, aumentano di 2 unità invece i ricoverati in terapia intensiva che ora sono 318, 485 i dimessi, quindi 46 rispetto al dato di questa mattina, e 273 i deceduti con 16 morti in più rispetto al dato appunto di questa mattina. Bene, dopo i dati ovviamente vi daremo anche quelli per quanto riguarda i decessi nelle case di riposo, perché anche lì è una cifra da non sottovalutare, da analizzarla attentamente. Dottora Avruscio, inizio da lei. Se mi fai vedere, saluto anche Marco e Claudio in regia, ovviamente, quel filmato, anzi scusate, quella scheda iniziale, parliamo per il coronavirus muoiono, però da quando è iniziata questa storia, se andiamo a vedere il numero, se mi mettete di nuovo la schermata, sono 7.500 persone che sono morte, anziani, meno anziani, giovani, meno giovani. È un numero incredibile in così poco tempo ed è un numero destinato a crescere, ci auguriamo che prima o dopo, anzi al più presto possibile termini, però un numero che davvero insomma dà il senso di quello che sta accadendo in Italia e ovviamente anche nel mondo. È vero, intanto mi faccia fare i complimenti perché, vede, io sono veramente stufo di passare del tempo a rispondere per WhatsApp, per email a persone che mi mandano filmati eccetera per dire ma è vero questo, è vero quest'altro eccetera. Credo che sia anche responsabilità proprio dei mass media, quello come avete fatto stasera, di smentire, di fare un angolo insomma per smentire queste fake news, perché veramente non se ne può più di tutte queste cose che arrivano, che ci fanno anche perdere veramente molto tempo. Tornando al nostro discorso, è un numero incredibile, però vede, io vorrei spezzare una lancia per quello che è il modello Padova, perché il modello Padova, adesso vedremo, per carità è ancora probabilmente troppo presto per dirlo, però fino adesso, vedendo tutti i dati da febbraio finora, cosa scopriamo? Scopriamo che la letalità, cioè la percentuale dei deceduti in rapporto ai contagiati, a quelli che sono riscontri positivi dei contagi, mentre appunto in Italia è una percentuale elevata del 13%, a Padova è l'1,5% e nel Veneto è del 3,5%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente il metodo seguito dal professor Crisanti, che insomma che è riuscito a convincere anche la Regione del Veneto, per cui adesso il modello
Veneto, cioè quello di andare a scovare i pazienti asintomatici, che non vuol dire fare a tappeto a tutti quando uno passa per strada, a parte che adesso per strada non c'è nessuno, e fai il tampone, ma semplicemente quello di andare, come è stato fatto a Voi Euganeo, che è stata una sperimentazione unica nel mondo, andare dove ci sono le persone a rischio, per esempio i sanitari, per esempio quelli che lavorano nei supermercati, insomma tutte quelle che sono le persone che sono più esposte, più a rischio di contagio, allora lì fare i tamponi e quindi andare a scovare quelli che sono i positivi asintomatici, perché non sapendo di essere ammalati, gli asintomatici però hanno lo stesso elemento di contagio dei sintomatici, per cui se io riesco a isolare l'asintomatico, allora io tolgo di mezzo quella possibilità di aumentare i contagi. E questo modello, io spero, è un po' come il modello coreano, solo che mentre in Corea si utilizza in maniera digitale, con i cellulari, con gli smartphone, per andare a individuare le persone, noi l'abbiamo fatto in maniera analogica, ma il sistema è quello e sta funzionando. No, sì, perché poi ha preso il primo focolaio, in effetti Cristante, che tra l'altro è uno dei virologi, uno dei più importanti, ed è stato il bene del nostro territorio. Lui tra l'altro nelle dichiarazioni ha detto che le percentuali, come diceva lei dottore, nel Veneto sono il 3% di mortalità, in Lombardia il 12%, perché lì lui dice, proprio ha dichiarato, lì non è stato fatto un lavoro come è stato fatto nel Veneto, lì dice ci sono 25.000 che hanno praticamente questo contatto, ma non sono 25, sono oltre 100.000 e prima che se non blocchiamo tutta Milano, dice testuale parole Crisanti, per 3 settimane, cioè bloccare tutto, lì diventerà un dramma, la Lombardia sarà un dramma. Se posso aggiungere una cosa un po' a completamento di questo, vede, non è neanche soltanto il discorso della mortalità, ma io vorrei far capire alla gente, perché molto spesso dice ma questo è poco di più un'influenza, di influenza sono morte lo stesso tante persone. Il problema di questa patologia è la polmonite interstiziale, c'è molta gente che occupa le terapie intensive e subintensive. Per cui se si esauriscono questi posti, le altre patologie non trovano disponibilità, perché non è che perché c'è il coronavirus le altre patologie si fermano, gli infarti, gli interventi chirurgici urgenti, questi vanno avanti e c'è bisogno quindi di liberare questi posti che sono occupati da queste manifestazioni. Capisce che tutto il sistema sanitario è in crisi. Ripeto, per fortuna qui in Veneto, in Padova in particolare, stiamo veramente contenendo questo contagio. Treviso, per esempio, dove c'è fermo lì, perché abbiamo collegato con noi via Skype l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Vediamo se riusciamo a vederlo in video, ovviamente ringraziandolo di questo collegamento, perché anche Bottacin tutti i giorni è costantemente seduto sul tavolo di lavoro con il presidente Zaia, con l'assessore Lanzarin, e stanno facendo davvero un lavoro straordinario. Stavamo, il dottor Avuscio, Bottacin, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e i suoi ospiti. Ecco, allora, il lavoro che state facendo nella Regione Veneto è un lavoro che sta premiando, anche se purtroppo i numeri sono sempre impietosi, però sta premiando un attimino tutto il lavoro che ha fatto il Presidente e tutti voi assieme, insomma, in quello che sta accadendo. Ci racconti un po' lei la situazione in prospettiva e anche avendo già dei dati certi, cosa sarà domani, dopodomani ancora per quanto riguarda inizialmente la nostra Regione? Ma intanto diciamo come ci siamo approcciati al problema quando è emerso. Io ricordo quella sera quando sono stato contattato dal capo dipartimento della protezione civile e poi ho contattato immediatamente il presidente Zaia, quando si verificarono i primi 2 casi, appunto quelli di Voi Euganeo all'ospedale di Schiavonia. Ecco, da quel momento ci siamo mossi immediatamente su 3 fronti, 2 che riguardano la sicurezza attiva e 1 la sicurezza passiva. Per quanto riguarda la sicurezza attiva, che vuol dire cercare di evitare che la malattia si espanda, abbiamo seguito 2 direttrici fin da subito. La prima è quella delle limitazioni, quindi di cercare di convincere il governo a porre delle limitazioni a movimenti, spostamenti, chiusura dei centri commerciali, insomma una serie di azioni che poi ha portato
sta portando fortunatamente a dei risultati. La seconda, quella di rincorrere la malattia, e questo si fa attraverso i tamponi. L'ha voluto il presidente Zaia già dal primo giorno, il sabato, ha detto dobbiamo andare e fare i tamponi a tutti a vo', dobbiamo cercare di individuare le persone che sono state a contatto con i malati, perché potrebbero essere contagiosi anche loro e quindi vanno messi in isolamento. Questo vuol dire che ogni persona che è asintomatica, ricordiamo che l'80% delle persone che viene colpito da questo virus non sviluppa la malattia, quindi non si accorge di essere un portatore sano, va isolato e quindi non diventa a sua volta un veicolo che riesce a contagiare altre persone. Quindi si blocca il virus e questa è stata un'azione credo importante. Siamo la regione del mondo che ha effettuato più tamponi rispetto al numero di abitanti di gran lunga e stiamo cercando di velocizzare anche questo tipo di attività proprio per arrivare ancora più a fondo laddove non siamo ancora arrivati. Per quanto riguarda la sicurezza passiva, cioè far fronte a un problema quando il problema si è verificato, abbiamo sviluppato dei modelli matematici fin da subito. Io poi anche sono ingegnere, per approccio ho questo tipo di approccio, ma l'abbiamo visto, no? con Vaia, quando c'è stato Vaia, no? I modelli matematici delle previsioni meteo ci hanno premiato. Anche in questo caso abbiamo sviluppato dei modelli matematici con le nostre strutture, ci sono 20 persone che lavorano fin dal primo giorno su questo, che ci danno le indicazioni, una sorta di bussola, e ci dicono dove stiamo andando, cosa sta succedendo e cosa ci dobbiamo aspettare. E in base a questo stiamo attivando ben 2.800 posti letto in più in tutti gli ospedali del Veneto, creando anche degli hub specifici, degli ospedali specifici per il coronavirus, ma riattivando anche con un miracolo, questo vanno ringraziati i volontari della protezione civile, riaprendo a tempo di record 5 ospedali che erano stati dismessi negli anni scorsi. Quindi ci siamo mossi su vari fronti e cerchiamo di affrontare questo problema con un criterio il più, rigoroso e scientifico possibile, perché fino adesso siamo riusciti a reggere l'onda. Per noi il picco deve ancora arrivare. Ecco, la fermo lì, Bottacin, la fermo lì, perché poi parliamo del picco e mi dirà le aspettative quali sono, che è la cosa che più interessa ai nostri telespettatori in questo momento. Però andiamo con ordine, perché oggi Zaia nella conferenza stampa ha detto che sono arrivati i nuovi respiratori e soprattutto ha assicurato, per quanto riguarda le mascherine, per i tecnici, per le mascherine più importanti, ne arrivano proprio in settimana, domani dopodomani ne arriva il primo round, chiamiamolo così, e poi dovrebbero essere a posto tutti per quanto riguarda il fattore mascherine. Allora andiamo a sentire Zaia, quello che ha detto oggi per quanto riguarda i respiratori, poi vengo di nuovo da lei. Sul fronte dei respiratori vi dico che questa settimana, se gli ordini che abbiamo fatto verranno confermati con gli arrivi, ieri sera sono arrivati 50 respiratori, oggi sembra altri 40, questo fine settimana noi siamo a regime con tutti i respiratori. Continuiamo ad acquistare con le difficoltà dei mercati, continuiamo ad allestire terapie semi-intensive, perché è stata una delle strategie del Veneto, è quella di portare meno pazienti possibili in intensiva e cercare di curarli nella semi-intensiva, che è meno invasiva, che è meno problematica, ovviamente creando non poche postazioni. Vi dico che il quadro ce l'abbiamo ben chiaro sotto gli occhi. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. Ecco, ritorniamo dall'assessore Bottacin. Appunto, oltre a aver detto questo, ha detto, come dicevo prima, per quanto riguarda le mascherine, che la copertura per quanto riguarda soprattutto le persone che hanno più necessità, cioè le mascherine più professionali, ovviamente dovrebbe essere fine settimana, i primi della prossima, dovrebbero essere a posto tutti. Mi confermi se dico una cosa vera o no, Bottacin? Ma la cosa che interessa soprattutto, quando voi aspettate in regione, dopo tutti i dati che avete fatto con Crisante, con e gli addetti ai lavori, il picco di questo coronavirus per quanto riguarda la nostra regione?
Ma guardi, i dati sono stati sviluppati, vengono sviluppati dalle nostre strutture della regione. Ci sono 20 persone che lavorano su questo, sono dati statistici e quindi ci siamo arrangiati in casa su questo fronte. Noi ci aspettiamo, l'abbiamo detto, l'ha detto più volte il Presidente Zaia, il picco ce lo aspettiamo nella prima, seconda settimana di aprile. Tanti dicevano che sarebbe stato questa settimana, in realtà noi l'abbiamo sempre detto che sarebbe stato più avanti, purtroppo, però ci approcciamo in modo tale da poter far fronte a questo picco con posti letto in più, potenziando le strutture, medici che sono stati assunti, infermieri, operatori sociosanitari, insomma tutta una serie di azioni che servono a far fronte a questa situazione. Per quanto riguarda le mascherine, ma non solo, i camici, i dispositivi di protezione individuali, diciamo che nel primo momento c'è stata una grossa difficoltà nel reperimento. Oggi riusciamo ad avere una buona continuità e anzi, mi lasci dire, non vorrei che passasse il messaggio, siccome nei prossimi giorni arriveranno, dico un paio di numeri tanto per averli un'idea, oltre 12 milioni di mascherine, non vorrei che passasse l'idea, siccome vedo qualche TV, qualche telegiornale che trasmette la persona che va a regalare le 50 mascherine in qualche ospedale. Noi stiamo parlando di cifre diverse, non è che con 50 mascherine risolviamo il problema. Pensate che la sanità del Veneto ha quasi 60.000 dipendenti, se moltiplicate per i 3 turni vengono 120.000 mascherine che servono al giorno. Quindi sì, non vorrei che passasse il messaggio che la Regione non garantisce questo tipo di presidi ai suoi dipendenti, perché lo facciamo. Ovviamente c'è stato un attimo di difficoltà nella fase iniziale, appunto, ma di carattere mondiale, perché non si reperivano questo tipo di presidi, ma adesso stiamo entrando a regime e quindi non è con le 50 mascherine che qualcuno vuol far credere che si risolve il problema. Lo abbiamo risolto affrontandolo come al solito, prendendo il toro per le corna, con ordini fatti in tutte le parti del mondo, sollecitando il governo nazionale. Voi sapete che c'è un commissario, il commissario Arcuri, che si occupa degli acquisti del materiale sanitario in tutto il mondo, e quindi noi anche ogni mattina alle 9 c'è una riunione, una videoconferenza fra le 20 regioni e il commissario Arcuri insieme ad Angelo Borrelli, che tra l'altro gli facciamo un in bocca al lupo perché sta poco bene. E quindi si va avanti. Certo, senta, Assessore, poi ovviamente la concedo e la ringrazio. Per la precisazione, prima ha detto noi aspettiamo il picco la prima o la seconda settimana di aprile, però mi sembra di aver capito anche, con tutte le attenzioni, con tutto quello che sta succedendo, con più letti, con più posti letto in terapia intensiva, con più attrezzature, con più medici, con più tutto, insomma, vorrà dire che ovviamente aumenteranno le persone, aumenterà il picco, però siamo pronti ad affrontarlo in un'emergenza che può dare dei risultati più positivi di quelli attuali. Possiamo dire questo? Ma guardi, le dicevo prima, quando abbiamo impostato le prime curve abbiamo utilizzato i criteri soliti che si trovano in letteratura, e quando c'è un'epidemia in letteratura ti danno delle indicazioni, la curva è esponenziale, adesso senza entrare troppo nel tecnicismo, e continua a crescere fino a quando arriva ad un certo punto. Ecco, le azioni messe in campo, quindi le limitazioni, i decreti che sono stati attuati, fermare, arginare la malattia andando a uccidere il virus, isolando le persone anche asintomatiche, quindi facendo tanti tamponi, consente di abbassare questa curva. Ecco, noi abbiamo fatto questo. Abbassare la curva vuol dire cercare di ottenere come risultato il fatto che meno persone necessiteranno nello stesso momento di avere cure intensive, e quindi servono, tradotto, meno posti letto di quelli che avrebbero potuto servire di terapia intensiva e ospedalieri. Quindi abbiamo agito su questo fronte, ridurre la richiesta, e dall'altra abbiamo aumentato l'offerta a tempo di record. Ovviamente abbiamo aumentato l'offerta, il punto debole di tutta la catena, se così si può dire, è stato il reperimento dei respiratori. Ancora ne devono arrivare alcuni per arrivare ai famosi 825 posti letto di terapia intensiva attivati. Penso per esempio all'hub di Vittorio Veneto, che è un ospedale Covid, ne abbiamo attivati 6
ma nella pianificazione saranno 18. Se domani arrivano questi ventilatori che ci sono stati promessi dal governo, si attiveranno anche i 12 posti letto mancanti. Ecco, la tengo lì proprio l'ultimo per farle vedere, ovviamente lei l'ha visto anche oggi in conferenza stampa, quello che ha detto il governatore Zaia, il Presidente della Regione, nel ringraziare ovviamente tutti gli industriali e le persone, anche quelle da 5 euro che hanno fatto le donazioni per permettere di avere tutto questo materiale. Allora andiamo a sentire cosa dice Zaia e poi la congedo nel suo commento finale. Andiamo. Porterò qui una mattina lo stampato del conto corrente per far vedere che movimento di popolo c'è rispetto alle donazioni. Siamo già oltre gli 8 milioni di euro, ma abbondanti, ne ho anche un paio di grosse che arriveranno, che stanno arrivando. Una di quelle grosse mi arriva oggi e ve l'annuncio: il gruppo De Longhi versa 3 milioni di euro, 2 milioni direttamente al conto corrente della Regione, l'altro milione sempre al conto corrente, ma dedicato tramite l'associazione Mio Figlio, sempre e comunque per il coronavirus, e diciamo più dedicato alle spese sul coronavirus di Treviso 1 milione e 2 milioni in generale. Questo è il gruppo De Longhi. Ringrazio ovviamente il dottor Giuseppe De Longhi, il dottor Fabio De Longhi, con i quali ci siamo sentiti più volte in questi giorni, quindi ringrazio perché questa donazione del gruppo De Longhi di 3 milioni di euro ci aiuta a far fronte alle tante spese che abbiamo. Ringrazio anche i tanti cittadini, uno ad uno, che hanno versato i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro, i 5.000 euro, i 1.000 euro, i 10.000 euro. Abbiamo tanti versamenti di 5 e 10.000 euro e poi quelli dei 50.000 e su, e poi gli altri grossi versamenti che voglio ricordare, non perché abbiano, come si può dire, più rango del sacrificio che fa magari una persona che versa 5 euro, ma li voglio ricordare perché è un grande segnale che viene dall'imprenditoria veneta ed è un grande elemento di emulazione, nel senso che gli altri imprenditori sanno che ci sono già dei colleghi che versano e io vedo che ogni volta quando si danno queste notizie i risultati vengono fuori. Abbiamo avuto ovviamente la famiglia Zoppas, Enrico e Franco Zoppas con 1 milione di euro, abbiamo avuto la famiglia Doris e quindi Ennio Doris con 5 milioni di euro, abbiamo poi avuto il versamento dei Moretti Polegato, un altro 1 milione di euro, di Enrico Moretti Polegato e ovviamente Mario Moretti Polegato per Geox e di Adora un altro 1 milione di euro e adesso il gruppo De Longhi con questi 3 milioni di euro. Ecco, volevo ed era giusto riconoscere anche a tutti, anche a quello che dona i 5 euro, come diceva il governatore Zaia, dare spazio perché sono meritevoli di questo, perché danno un contributo ovviamente a portare nuovo materiale che siano di aiuto per quelli che sono colpiti da questo virus. È giusto, Assessore Bottaccia, era giusto ed è giusto ricordarli, insomma, no? Ma sì, come al solito c'è la corsa alla solidarietà, a dimostrazione del fatto che il popolo veneto è un popolo solidale, e lo dobbiamo dire assolutamente. E io sono l'assessore della protezione civile e mi piace ricordare sempre, anche a livello nazionale quando incontro i colleghi, che il Veneto si caratterizza dal fatto di avere il più alto numero di volontari di protezione civile rispetto al numero di abitanti. In valore assoluto solo la Lombardia ci supera di poco, ma perché ha il doppio di abitanti. E fra l'altro sono volontari molto bravi, preparati, che sono in grado di affrontare qualsiasi situazione e si sono meritati, io credo, sul campo in maniera assolutamente come dire, doverosa l'encomio del Presidente della Repubblica Mattarella l'anno scorso dopo l'emergenza Vaia, ma anche in questi giorni stanno dimostrando sul campo il loro grande valore. Vorrei ricordare che anche il volontariato della protezione civile è sul campo dall'inizio dell'emergenza su vari fronti, in modo particolare quello logistico. Hanno già regalato alla comunità oltre 10.000 giornate uomo su tutti gli aspetti appunto logistici, quindi sono stati ripristinati a tempo di record 5 vecchi ospedali, sono state montate oltre 100 tende per attività di pre-triage, posti medici avanzati, presidi. Possiamo insomma, dire una serie di attività. Certo, possiamo dire che il popolo italiano e veneto in questo caso sicuramente è solidale e quando c'è necessità il popolo risponde ci siamo e credo questa sia una delle più belle notizie in questo momento che i nostri telespettatori e chi ne ha bisogno sentano insomma, la vicinanza di questi donatori, diciamolo così.
Va bene, grazie Assessore. Grazie a voi, grazie e buon lavoro ovviamente a lei e a tutto lo staff della Regione Veneto per affrontare questa emergenza. Noi andiamo in pubblicità, poi avremo il prefetto e poi anche in studio sentiamo il pensiero di tutti gli ospiti che ho qui. A tra poco.